Buona domenica da Sicilia 24, i titoli. Domenica di controesodo, a Messina si riduce l'attesa per gli imbarchi, in arrivo un'ondata di maltempo che abbatterà l'insopportabile afa d'agosto. Emergenza Cenere, botta e risposta tra il governatore Schifani e il ministro Musumeci sullo stato d'emergenza. A Catania spazzatrici in azione per rimuovere la sabbia vulcanica. Sant'Agata d'estate, il messaggio ai fedeli dell'arcivescovo Renna: continuerò a dare cuore, mente, energie alla diocesi di Catania. La messa celebrata al vicario e la processione chiudono i festeggiamenti d'estate, i momenti più toccanti in diretta su Telecolor. Torna l'allarme droga e prostituzione minorile nel quartiere di Ballaro a Palermo. Gli diagnosticano una gastroenterite, ma era un infarto e muore, presunto caso di malasanità ad Avola. Crisi idrica, ad Agrigento scatta lo scaricabarile delle responsabilità. Tutto cambia perché nulla cambi, così nel Gattopardo Alain Delon, il leggendario attore, morto in Francia a 88 anni. Calcio, Coppa Italia di Serie C, stasera in campo il Catania al Massimino contro il Crotone. Bentrovati, ancora buona domenica. Controesodo e caldo agli sgoccioli, a Messina scende ad un'ora l'attesa per gli imbarchi mentre sono presidiati i principali snodi viari. In arrivo un'ondata di maltempo che abbatterà l'insostenibile afa d'agosto. Sentiamo Tonino De Mano. Il controesodo e il caldo torrido hanno le ore contate. Va migliorando la situazione a Messina con tempi d'attesa per imbarcarsi a Villa San Giovanni che da 3 ore sono scesi a meno di un'ora. La sensazione è che il peggio sia passato, visto che tradizionalmente la città dello Stretto è invasa dalle auto nei giorni immediatamente successivi al Ferragosto. Per far fronte all'ondata di rientri, Caronte e Tourist hanno pensato un piano straordinario: 8 le navi in servizio con 4 unità schierate invece da Blue Ferries con partenze ed arrivi, in questo caso dalla stazione marittima di Messina. Osservati speciali il viale Boccetta e il viale della Libertà, presidiati da giorni dalla polizia municipale secondo il piano straordinario messo a punto da comune e prefettura. Traffico intenso ma scorrevole anche su A18 e A20, con code alle barriere di Messina Sud, Tremestieri, San Gregorio e Villafranca. Ed il grande caldo, accompagnato da un alto tasso di umidità, specie su Catania, sta per concludersi. Nelle prossime ore sono annunciati forti temporali che potrebbero portare ad un consistente calo delle temperature. Le prime avvisaglie si sono registrate ieri con improvvisi acquazzoni, prima nel Palermitano, poi su Nebrodi e Peloritani ed infine sul Catanese, con precipitazioni brevi ma abbondanti su Bronte, Maletto, Randazzo, Mascali e Giarre. E da domani è previsto un ulteriore peggioramento con rovesci e temporali, specie sul versante tirrenico della Sicilia. Ricordiamo che in caso di pioggia i limiti di velocità scendono da 130 a 110 in autostrada e a 90 km/h nelle strade extraurbane. A San Michele di Ganzaria nel Calatino è durato diverse ore l'incendio che ieri sera ha completamente distrutto buona parte della macchia mediterranea, riducendo in ceneri ettari di boschi, danneggiando il polmone verde della montagna Ganzaria. La nube di fumo che si è sollevata ha reso irrespirabile l'aria in paese. Sono stati più di uno i focolai che hanno impegnato i vigili del fuoco. Il rogo è valutato con ogni probabilità di origine dolosa. Le fiamme hanno bruciato la vegetazione danneggiando il polmone della montagna di Ganzaria, come vi dicevamo. E adesso parliamo della cenere vulcanica, botta e risposta tra il governatore Schifani e il ministro Musumeci sullo stato d'emergenza. A Catania spazzatrici in azione per rimuovere la sabbia vulcanica. Nelle prossime ore scatta un altro piano straordinario di spazzamento. Tonino De Mano. La regione, per bocca del governatore Schifani, lancia il suo grido d'allarme e chiede lo stato d'emergenza per la cenere dell'Etna. D'altro canto il ministro alla protezione civile, Nello Musumeci, che sul quotidiano La Sicilia parla di evento fisiologico ma non di emergenza, ipotizzando una gestione sovracomunale per raccolta, conferimento ma anche riutilizzo della sabbia vulcanica. Visioni contrapposte ma che sicuramente necessitano di azioni urgenti e concrete, visto che le eruzioni dell'Etna sono ormai frequenti. Cenere su cenere che le amministrazioni locali faticano a gestire con enormi disagi, pesanti danni all'economia ma anche alla salute dei cittadini. Chiediamo a Roma di intervenire, tuona Schifani, perché con fondi regionali e i mezzi a disposizione dei comuni occorrerebbe oltre un mese per eliminare il materiale vulcanico. Occorre, ha detto, un'azione urgente e straordinaria e nelle prossime ore fino al 24 agosto
a Catania scatta il piano straordinario di spazzamento per ripulire la città duramente colpita dalle eruzioni di Ferragosto. Spazzatrici che erano comunque entrate subito in azione per liberare il centro storico anche in vista delle celebrazioni per Sant'Agata d'estate. Capitolo porta a porta, Gema comunica che la raccolta dei sacchetti di cenere avverrà il 21 e 28 agosto, il 4 e l'11 settembre. Con la processione del busto reliquiario attorno all'Isolato e alla cattedrale si sono conclusi a Catania i festeggiamenti di agosto in onore di Sant'Agata, segnati quest'anno dall'assenza per motivi di salute dell'arcivescovo Renna, che ha affidato al vicario un messaggio letto prima della celebrazione. Parole di fede e gratitudine. Il Signore, ha detto Renna, mi dona ancora vita e tempo per servire questa cara arcidiocesi di Catania, alla quale, una volta ristabilito, continuerò a dare cuore, mente, energie, sebbene con prudenza, per evitare ulteriori problemi di salute. La riconsegna del Padre Nostro, preghiera da meditare e recitare, e nell'omelia di Padre Branchina l'esortazione ad essere cittadini attivi e a prendersi cura della casa comune. I momenti più toccanti dell'intensa giornata sono stati trasmessi in diretta da Telecolor e in streaming sulla Sicilia Web, a partire dall'apertura del Sacello e l'esposizione del busto reliquiario di Sant'Agata in cattedrale, per poi trasmettere nuovamente in diretta la celebrazione serale e l'inizio della processione, con suggestive immagini dall'alto che hanno mostrato ancora una volta una piazza Duomo gremita, un popolo di fedeli che si è stretto attorno alla patrona di Catania. Torna l'allarme droga e prostituzione minorile a Ballarò, storico quartiere intorno ad un altrettanto storico mercato della città di Palermo. La mobilitazione dei mesi invernali sembra essersi assopita nel caldo agosto. Sentiamo Manlio Viola. Alla luce del sole o a quella dei lampioni poco importa, si consuma la prostituzione minorile a Ballarò, quartiere di Palermo. Prostituzione legata a doppio mandato con il crescente consumo di crack. Fra questi vicoli infatti è iniziata ormai oltre 2 anni fa la battaglia alla nuova droga che brucia il cervello e che si affianca alla tradizionale eroina iniettata in vena. I tossici sono giovanissimi e per procurarsi la dose non esitano a prostituirsi. Sono uomini e donne, ragazzi e ragazze, non c'è differenza di sesso nel mercato del degrado, nell'epoca del gender fluido, ovvero del rifiuto dei giovani di riconoscersi nel sesso maschile o in quello femminile. Un allarme che nella diminuzione del traffico dovuto ai giorni di festa agostani si vede di più, perché l'assenza di folla offre meno riparo ai disperati che consumano su materassi lerci in strada per poi farsi dietro cumuli di rifiuti. Tanti sanno, molti vedono, ma la mobilitazione del camper rifugio lanciato circa 6 mesi fa sembra già essersi spenta nel caldo d'agosto. Dopo Patti e Partinico, un nuovo presunto caso di malasanità, questa volta nel Siracusano. Un uomo va in ospedale per un malore e gli diagnosticano una gastroenterite, ma era un infarto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Emanuela Corsi. Un nuovo presunto caso di malasanità si aggiunge alla lista degli episodi avvenuti negli ultimi giorni in Sicilia. Questa volta siamo ad Avola, nel Siracusano, dove un uomo di 53 anni, colto da malore, è stato portato in ospedale. I medici gli avrebbero diagnosticato problemi intestinali anziché un infarto e sarebbe deceduto dopo poche ore dalle dimissioni. A rendere noto l'episodio oggi è il quotidiano La Sicilia. I fatti risalgono alla vigilia di Ferragosto, quando l'uomo avrebbe iniziato ad accusare dolori al collo e all'addome, sudorazione e formicolio agli arti inferiori. Dopo essere stato visitato al pronto soccorso dell'ospedale di Maria, è tornato a casa, ma i sintomi non sarebbero scomparsi, anzi sarebbero peggiorati. Per i medici di turno in ospedale si trattava di una gastroenterite, tanto che gli hanno somministrato un farmaco per tamponare il vomito. Tornato a casa però l'uomo ha continuato ad accusare dolori al torace e alle spalle con conati di vomito e fatica nella respirazione, fino a quando non si è accasciato a terra, privo di vita. I familiari hanno subito sporto denuncia ai carabinieri e la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Nei giorni scorsi altri 2 sospetti casi di malasanità sono accaduti a Patti, dove una donna è deceduta in ospedale dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso, e a Partinico, dove un'altra donna è morta nel nosocomio. Secondo il marito, le sarebbe stato somministrato un farmaco a cui era allergica. Crisi idrica, scatta lo scaricabarile delle responsabilità. L'ufficio speciale per l'emergenza fa arrivare l'acqua alle colture di qualità, ma i rubinetti restano a secco in un intero quartiere di Agrigento. Intanto il guasto al campo Pozzi di Favara di Burgio è stato riparato. Manlio Viola.
È stato riparato in tempi record il guasto al campo pozzi di Favara di Burgio che aveva ridotto la capacità idrica dell'acquedotto del Voltano, facendo scoppiare la guerra dell'acqua nell'Agrigentino, uno dei territori maggiormente colpiti dalla siccità severa che ha messo in ginocchio un po' tutta la regione. Non basta infatti l'irrigazione d'emergenza avviata ieri dall'ufficio speciale istituito dalla Protezione Civile regionale su indicazione del presidente Schifani. L'acqua arriva per salvare le colture DOP e IGP, ovvero la pesca di bivona, l'arancia di Ribera, ma non basta per tutte le altre colture, per così dire, ordinarie del comprensorio, e soprattutto non risolve i problemi della distribuzione nelle case. C'è un intero quartiere di Agrigento, Fontanelle, in grande difficoltà. In una situazione già complessa con l'acqua a singhiozzo, il guasto aveva peggiorato tutto. I tecnici di Sicilacque sono intervenuti per sostituire una elettropompa del campo pozzi Favara di Burgio e l'intervento si è concluso in 1 giorno e mezzo rispetto ai 3 giorni previsti. Ma a Fontanelle la distribuzione era difficile anche prima e così il guasto è stata la scusa per far scattare lo scaricabarile. AICA, il gestore locale, accusa Sicilacque di aver fornito il prezioso liquido da una presa troppo bassa rispetto ai serbatoi e per questo l'acqua non arriva, e di aver installato autonomamente, poi annuncia, altri impianti di sollevamento. Nel mezzo del rimbalzo di responsabilità restano i cittadini senza acqua, anche se da stasera o massimo da domani la situazione dovrebbe già migliorare almeno un po'. Adesso una breve pausa, ci vediamo tra poco. Dal ring al ponte sullo Stretto, la pugile italiana Angela Carini, diventata famosa alle Olimpiadi per essersi ritirata durante l'incontro con l'algerina Imam Khelif, a sorpresa era testimonial di uno spot di WeBuild, la società che costruirà il ponte sullo Stretto, e sui social non manca l'ironia. Emanuela Corsi. Ora caschetto rosso in testa è tra le testimonial arruolate da WeBuild per il ponte sullo Stretto. Stiamo parlando di Angela Carini, la pugile italiana protagonista dell'incontro delle polemiche che ha accompagnato le ultime Olimpiadi. La pugile azzurra appare nei video promozionali della campagna intitolata WeBuild per lo sport, costruire un sogno, storie di campionesse. Alla 25enne napoletana è stato affidato il compito di rappresentare l'audacia, la perseveranza, la resilienza, la tenacia e la passione. L'avversario più difficile? Vincere te stessa. Il video però sarebbe stato realizzato prima della popolarità della pugile ottenuta ai Giochi Olimpici e sui social scatta subito l'ironia. Se il famigerato ponte che dovrebbe realizzare WeBuild avrà la stessa resistenza della Carini, siamo in una botte di ferro, commenta un utente. Qualcun altro spera invece che anche il ponte non crolli dopo 46 secondi. È morto Alain Delon, un grande volto del cinema internazionale, 88 anni, ma nel Gattopardo interpretò Tancredi, innamorato della Sicilia, ritornò sul set dopo più di 50 anni dalle riprese. Francesco Aloi. È un giorno triste per il mondo del cinema che perde il grande Alain Delon. Francese, 88 anni, era innamorato dell'Italia e naturalmente della nostra Sicilia. Qui dove ha vestito i panni di Tancredi Falconei, nipote del principe di Salina, nel Gattopardo di Luchino Visconti. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. In queste immagini vediamo il suo ritorno a Palazzo Ganci, Palermo, 54 anni dopo il Ciak. Una lunga carriera con l'alternanza tra cinema d'autore e cinema commerciale, amato ma anche premiato, come nel 95, quando a Berlino riceve l'Orso d'Oro, o nel 2019, quando a Cannes gli viene conferita la Palma d'Oro. Poi la malattia che da qualche anno lo ha fermato, portandolo adesso alla morte. Un ultimo viaggio a cui lui pensava già. So che devo partire, più tardi sarà il meglio. Partirò comunque, questa è l'unica sicurezza che abbiamo. Renga e Neck in fiamma nel Teatro Verdura di Palermo, tutti in piedi per ballare i loro grandi successi, da quelli più datati ai più recenti. Ancora Francesco Aloi. Un sabato sera di caldo ma anche di musica a Palermo. Neck e Renga con la loro adrenalina infiammano il Teatro di Verdura. Palermo forte con noi.
cellulari alla mano e tanta voglia di divertirsi, cantando e ballando. Amici da anni ed anni, poi l'idea di far convogliare il loro feeling in un duo, così tutta la loro energia la sprigionano sul palco, facendo un medley dei loro più grandi successi. Loro si definiscono una boy band in età adulta. Allo scorso Sanremo sono arrivati quintultimi, ma la loro musica va oltre ogni classifica. Il podio è sempre il loro. Adesso ancora una breve pausa e poi parleremo di calcio. Ed eccoci al calcio, il Catania stasera al Massimino affronta il Crotone per la Coppa Italia DC, fasi cruciali anche per il mercato. Oggi intanto in campo i nuovi acquisti. Marco Carli. È il momento dell'esordio davanti al proprio pubblico. Oggi alle 21 al Massimino, 18 convocati, fra cui anche 5 under 19 ma in campo. Anche i nuovi acquisti. Come diceva ieri Toscano, clima più sereno in casa Catania, ma è indubbio che l'avvio della stagione non è stato quello atteso per i motivi arcinoti. Ma i rossazzurri guardano avanti e il campo può essere la migliore medicina. Bisogna capire cosa ne penserà il Crotone, avversario di livello, che attende il Catania al Massimino. Gli etnei, che difendono la Coppa Italia vinta l'anno scorso, guardano al campo e anche al mercato. Le cessioni ma anche i nuovi, con Montalto e Jimenez pronti a vestire il rossazzurro. Ne so che il direttore sportivo e il presidente stanno lavorando 24 ore su 24 per rendere la squadra più competitiva rispetto all'anno scorso e regalare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi, che ringrazio. Il futuro per adesso è la partita di oggi. Fra i convocati non figurano gli infortunati Adamonis ed Andrea, oltre ai giocatori che non fanno parte dei progetti attuali. Formazione col 3-4-2-1 con Betters in porta, Ierardi, Di Gennaro, Castellini in difesa, Buai e Anastasio sugli esterni, di Tacchio, Uno fra Sturaro e Verna in mezzo, Carpani e Luperini dietro Popovic. Una verifica molto probante, i ragazzi sono concentrati, ho detto di andare alla ricerca della prestazione, perché attraverso la prestazione poi può arrivare il risultato. Per la gara di stasera il Catania fa sapere che agli spettatori che sono in possesso di biglietto acquistato online potranno accedere al Massimino anche mostrando il PDF dal proprio smartphone ed esibendo il documento d'identità. Gli spettatori che hanno acquistato il titolo digitale caricato sulla card UI Catania dovranno esibire la card, la ricevuta del tagliando e il documento d'identità. I botteghini in piazza Spedini saranno aperti dalle 19 alle 21 esclusivamente per il rilascio delle card UI Catania attualmente in giacenza. Successo per 2-0 ieri sera del Trapani al provinciale contro il Monopoli. Granata qualificati agli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, dal mercato in arrivo Merola e Balietti. Sergio Colosi. Qualificazione agli ottavi e Merola in arrivo. Il Trapani vola in Coppa Italia di Serie C e sul mercato si assicura il talento di Davide Merola, battendo in volata la concorrenza del Catania e iscrivendosi tra le favorite per la promozione in B. Al provinciale, davanti a quasi 4.000 spettatori, i Granata dopo la Cavese superano 2-0 il Monopoli. Il tecnico Torrisi schiera il capitano Sabatino in difesa a sinistra. Dall'inizio nel tridente c'è Lescano con Canutè e Fall. Trapani determinato e in crescita rispetto alla prima uscita di Coppa. Lescano ci prova in un paio di occasioni, ma il vantaggio al minuto 42 di Karic, che di piatto supera Vitale. La gara diventa più vivace, il Monopoli reagisce e Seculin salva. Dalla parte opposta Lescano colpisce la parte interna della traversa. Prove generali del raddoppio che si concretizza al 57esimo con un diagonale chirurgico di Canutè, già decisivo contro la Cavese. All'entusiasmo
All'entusiasmo del campo si aggiunge quello di un mercato stellare. Merola firmerà un contratto pluriennale e ritrova Lescano, suo compagno a Pescara, con Zeman in panchina, 28 gol e 12 assist per i due attaccanti. In arrivo anche il terzino destro Valietti dal Genoa, in uscita il trequartista Balla. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, a tutti una buona domenica.